Fiamme gialle in azione nel mondo della sanità, controllate a tappeto le esenzioni da ticket sanitario in 5 USL venete, tra cui quella 17 della Bassa Padovana, che comprende Monselice, Este, Montagnana e Conselve. 590 i soggetti che sono risultati non in regola solo nell'USL 17. Uno screening approfondito degli assistiti del servizio sanitario volto a verificare le regolarità e la liceità delle autocertificazioni di esenzione dal ticket prodotte dagli utenti nel biennio 2009-2010. Quando noi riceviamo l'autocertificazione della persona, ovviamente in quel momento lì non abbiamo strumenti di contestazione, ma dopo l'attività nostra collegata con quella della Guardia di Finanza ci consente veramente di andare a scovare, a coprire il territorio in maniera positiva. Questa operazione consentirà di recuperare l'eventuale ticket evaso da pazienti che hanno falsamente dichiarato all'uso lo stato di disoccupazione o redditi inferiori rispetto alle soglie previste. 2.300 complessivamente le prestazioni elargite nei confronti di cittadini con redditi superiori alle soglie previste per godere del beneficio e 10.000 le prestazioni rese a soggetti non risultati disoccupati. Un'azione importante soprattutto verso chi il ticket lo ha sempre pagato regolarmente. E chi invece, come la stragrande maggioranza dei cittadini, paga il ticket, deve sapere che non c'è tanta altra gente che la faccia franca. Ormai la rete di controlli è molto, molto capillare. Non c'è più spazio dunque, questo è il messaggio, per chi intende comportarsi furbescamente, anche se per quanto riguarda l'US 17 i numeri di furbi o presunti tali non sono elevatissimi. Trovare un 500 soggetti che hanno cercato di fare i furbi, magari qualcuno può anche essere in buona fede, non lo so, non è un numero sconvolgente. Di certo è che questa è una regione ormai che anche su questo fronte ritengo lasci poco spazio all'immaginazione creativa.